Buongiorno, ben ritrovati, un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Una violenta lite tra due giovani nella notte tra sabato e domenica in piazza Italia a Maniago è degenerata in un accoltellamento con un ragazzo che ha ferito un coetaneo in maniera non grave prima di fuggire. I carabinieri sono sulle tracce dell'aggressore e l'amministrazione comunale ha convocato una riunione con le forze dell'ordine. Una discussione con tanto di lite e un ferimento per accoltellamento ha animato il sabato notte in piazza Italia a Maniago, dopo l'una all'esterno di un locale dove erano presenti molti giovani, per motivi ancora al vaglio dei carabinieri della locale stazione e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Spilimbergo. Due ragazzi hanno avuto un acceso diverbio. Uno dei due, un 18enne di origine straniera, ha estratto un coltello cercando più volte di colpire l'altro, un 20enne di Montereale, che si è difeso con le mani riportando alcune ferite, fortunatamente non gravi. Subito i presenti, che hanno assistito alla scena allibiti, sono intervenuti per dividere i due e hanno chiamato il 112. L'aggressore è fuggito mentre il ferito è stato portato con l'ambulanza all'ospedale di Pordenone, dove è stato tenuto sotto osservazione per le lesioni da taglio superficiali riportate agli arti superiori e poi dimesso. I carabinieri della compagnia di Spilimbergo stanno investigando per ritrovare l'aggressore, a carico del quale c'è un'accusa di lesioni, seguendo una pista ben definita. Il lavoro d'indagine è coordinato dal PM Monica Carraturo. Intanto questa mattina il sindaco Andrea Carli e il vice sindaco Umberto Scarabello, che ha la delega alla sicurezza, hanno convocato una riunione tra l'amministrazione comunale e le forze dell'ordine per fare il punto sulla vicenda e stabilire le opportune contromisure. Anche alla luce di un altro presunto episodio di violenza accaduto la stessa notte, sul quale sono in corso accertamenti. Omicidio stradale, questa al momento l'accusa di cui dovrà rispondere il cittadino sloveno che sabato mattina ha percorso il raccordo autostradale Contromano andando poi a schiantarsi contro l'auto di una donna morta sul colpo. In giornata verrà depositata alla GIP la richiesta di convalida dell'arresto dell'uomo, al momento piantonato in ospedale. Perché stava guidando contromano a una velocità folle? Perché non si è fermato prima? Cos'è scattato nella mente del cittadino sloveno di 49 anni che sabato mattina, poco dopo le 8:30, ha imboccato il raccordo autostradale Contromano a Trieste, andando a schiantarsi e uccidendo una donna, Utu, per tutti Paola Parasciva di 57 anni, che stava procedendo verso Trieste e la cui unica sfortuna è stata quella di trovarsi nel posto sbagliato, al momento sbagliato, ovvero alla curva del distributore dell'Isert. Sarebbe bastato pochissimo, perché Autovie avevo chiuso il casello. Appena è arrivato l'allarme, lo sloveno era vicinissimo alla barriera dell'Isert e un gesto folle probabilmente sarebbe finito senza causare danni. Sono tante le domande a cui dovrà trovare risposta la procura di Trieste, guidata da Antonio De Nicolo con il PM Matteo Tripani e il supporto della polizia stradale. Il 49enne era in stato di forte alterazione, ma non causata da alcol o da sostanze psicotrope, anche se ci saranno esami più approfonditi, e al momento quello che è certo è che ci sarà un'indagine per omicidio stradale. Scattano oggi le novità introdotte dal governo nella lotta al Covid, misure che a 2 anni dall'inizio della pandemia rappresentano una prova generale di ritorno alla normalità, almeno per chi si è immunizzato. Niente didattica a distanza per i vaccinati, super Green Pass senza scadenza per chi ha la terza dose e nei prossimi giorni nuovi allentamenti delle restrizioni. Prove tecniche di normalità nel paese, dove hanno debuttato le novità stabilite dal Consiglio dei Ministri mercoledì scorso. Da oggi la durata del super Green Pass diventa illimitata per i vaccinati con terza dose e per quanti sono guariti dal Covid dopo il completamento del primo ciclo di immunizzazione e dopo il booster. Il possesso del Green Pass, base o rafforzato, continuerà ad essere obbligatorio per accedere a molteplici attività e servizi. Oggi intanto debuttano le nuove regole per la scuola. Alle elementari, medie e superiori la didattica a distanza scatterà solo per i non vaccinati, alle primarie dal quinto caso in su, alle secondarie dal secondo. Per i non vaccinati si dimezza la durata della didattica a distanza, che passa da 10 a 5 giorni. Negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia tutti i bambini restano a casa con 5 o più casi positivi, non più dal primo come accadeva fino a ieri. Il nuovo decreto introduce i tamponi fai da te per scuole dell'infanzia ed elementari.
Chi continua a frequentare in presenza e ad un certo punto manifesta sintomi, per rimanere in classe deve effettuare un tampone, anche fai da te, con autocertificazione dell'esito negativo. Chi va in quarantena, invece, qualsiasi classe frequenti, per tornare a scuola deve fare un tampone antigenico o molecolare. Basta l'esito del test, non serve il certificato medico. Quanto alle prossime scadenze, l'11 febbraio potranno riaprire le discoteche dove si potrà entrare con Super Green Pass. Dal 15 febbraio, infine, tutti i lavoratori pubblici e privati con più di 50 anni dovranno essere in possesso di Super Green Pass rafforzato per accedere al posto di lavoro. Chi non sarà in regola non riceverà lo stipendio, ma non sarà licenziato. Crescono i casi di inciviltà a Pordenone con rifiuti abbandonati soprattutto in periferia. L'offensiva dell'amministrazione comunale è pronta, anche perché il malcostume sta costando alla collettività 170.000 euro l'anno. L'offensiva, diciamo, è già pronta. Sul fronte dell'abbandono dei rifiuti a Pordenone la situazione continua a peggiorare. L'assessore all'ambiente Monica Cairoli ha promesso il pugno duro nei confronti di incivili e furbetti. Adesso a breve avrò una riunione con anche la Polizia Municipale in cui affronteremo, perché i punti più gravi degli abbandoni sono noti, adesso vediamo come intervenire. A terra, soprattutto nelle zone più decentrate, si trova di tutto. Troviamo divani, camere da letto intero, lavatrici, frighi, insomma lì non è la persona di passaggio che lancia il sacchetto, è qualcosa di più. Cattive abitudini che stanno costando caro in termini economici. Questo sta costando una media di 170.000 euro l'anno. Soldi che ovviamente saranno a carico dell'intera cittadinanza. A Udine invece grandi pulizie dei rifiuti abbandonati in Baldasseria, 64 i sacchi di immondizia accumulati e separati nella giornata di ieri dai circa 80 volontari che hanno aderito alla giornata ecologica. Dal cumulo di rifiuti sono stati separati 13 contenitori con vetro e lattine, 12 sacchi con rifiuti in plastica, 39 di indifferenziato, oltre a diverso materiale ingombrante e sfuso raccolto tra marciapiedi, aree verdi, strade e campi. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti che nelle prossime settimane coinvolgeranno altri quartieri del capoluogo friulano. La prima tappa dell'evento itinerante, che sarà intitolato Ripuliamoci quartieri, ha visto al lavoro 60 volontari e 16 alpini. Un guasto ad un segnale presente lungo la linea ferroviaria Udine-Palmanova ha creato questa mattina diversi disagi ai pendolari della regione. Molti treni partiti con orari posticipati giunti con decine di minuti di ritardo. Inevitabili quindi anche le coincidenze perse per i viaggiatori. I ritardi tra Udine, Treviso, Palmanova e Trieste hanno accumulato in media dai 13 ai 65 minuti. La linea Udine-Gorizia-Trieste invece ha visto tutti i treni in orario, se non in anticipo, con l'unica eccezione della corsa delle 7:39. Il Comune di Udine lancia dei corsi gratuiti per saper educare il proprio cane con regole e consigli che porteranno all'ottenimento di un patentino grazie alla collaborazione con l'Ordine dei Medici Veterinari. Un ciclo di incontri promossi dal Comune di Udine e dall'Ordine dei Veterinari che al termine delle 10 ore di lezioni consentirà di ottenere un vero e proprio patentino, un percorso gratuito destinato a 80 persone, con regole e consigli per tenere un cane, da quelle sanitarie alle norme civili. Primo appuntamento sabato 26 febbraio a Palazzo di Toppo Wasserman. È un corso rivolto sia ai detentori dei cani, ma anche a chi vuole avvicinarsi a questo mondo. Quindi il Comune di Udine e l'amministrazione vuole fornire gli strumenti idonei per affrontare questa scelta di vita in vari ambiti. Va dal benessere dell'animale al rapporto tra animale e detentore e anche chiaramente la parte normativa. L'iscrizione è a numero chiuso, ci sono 80 posti e bisognerà effettuare appunto l'iscrizione su info@veterinari.udine.it. La pagina degli spettacoli: Maniago ha ospitato la Trieste Early Jazz Orchestra. La Trieste Early Jazz Orchestra ha fatto tappa al Teatro Giuseppe Verdi di Maniago con Il genio di George Gershwin, da Broadway alla Rhapsody in Blue, concerto dedicato al compositore, pianista e direttore d'orchestra, considerato il pioniere del musical statunitense, con opere che spaziano dalla musica colta al jazz e blues. Un appuntamento inserito nel progetto monografico Una notte al Cotton Club, che l'Associazione Culturale Multimusica, con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia, sta portando in tournée da novembre
settembre con dedica alla musica americana degli anni ruggenti attraverso partiture originali di brani famosissimi ed altri meno noti, scritti ed arrangiati da colossi come per l'appunto George Gershwin, Duke Ellington, Fletcher Henderson, Benny Moten, altrimenti destinati all'oblio. Fondata nel 2010 da Livio Laurenti, la Tesho Trieste Early Jazz Orchestra è ad oggi uno dei pochissimi complessi attivi del genere non solo in Italia ma anche a livello internazionale, costume che, come ha rilevato lo stesso fondatore, è dovuto al cambiamento delle mode, dei gusti e alla maggiore vendibilità di altri generi musicali. Eppure il decennio 1925-1935 è stato uno dei più fecondi della storia del jazz, avendo pavimentato la strada per lo swing e il bop che seguirono con lo stesso Gershwin, New York 1898, Los Angeles 1937, che non solo compose brani per moltissimi musical di Broadway, ma anche opere liriche come la Rhapsody in Blue scritta nel 1924. La pagina sportiva con l'importantissima vittoria dell'Udinese contro il Torino, le reti di Molina e Possetto in pieno recupero dopo una gara del tutto priva di emozioni. Ma sentiamo l'analisi post gara del tecnico Cioffi. Volere e potere, poi qualche volta ti va bene, qualche volta ti va meno bene, ma il principio è il leitmotiv di tutte le nostre 2 settimane è che per raggiungere il nostro primo obiettivo il prima possibile devi vederlo, devi volerlo, devi desiderarlo, devi sacrificarti per ottenerlo. È quello che ho visto oggi in campo, titolari, chi è entrato, chi era in panchina, i magazzinieri, i dottori. E questo è quello che io voglio, perché io sono così e sono molto felice delle risposte di chi ha giocato bene, di chi è entrato bene e di chi era fuori a guardare ancora meglio. Mentre parlavi mi veniva in mente il calcio di terza categoria, di promozione, d'eccellenza, di interregionali, di Serie C, di Serie B e di Serie A. Penso di non sbagliarmi dicendo che il girone di ritorno, le ultime fanno quasi più punti o tanti punti quanto le prime, perché è normale, perché hai paura, vedi sfuggire contratti, vedi sfuggire obiettivi e quindi c'è quella marcia in più che per tanti motivi, non di qualità ovviamente, non c'era stato. Il mercato ha aiutato, ma sono così proprio io come persona, sono abituato a guardare in casa mia, quindi se noi guardiamo in casa nostra, si fa i punti, si fa le prestazioni che sono la priorità prima dei punti, dietro ci si guarda all'ultimo. Giornata di delusioni per Lisa Vitozzi, atleta azzurra del biathlon alle Olimpiadi invernali di Pechino. Nella 15 km individuale si è subito staccata dalla vetta della classifica con 5 errori su 5 al primo poligono che di fatto hanno minato tutto il resto della gara, conclusa al 70° posto. Non bissa la grande prova fatta nella staffetta dove era risultata la migliore italiana in gara. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea, poi l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.